Un saluto ai nostri amici telespettatori. Anche questa settimana vediamo cosa è accaduto negli ultimi giorni a Udine. Intanto cominciamo da Riva Udine, perché in città sarà attivata dal 9 gennaio del prossimo anno la circolare del centro cittadino con 3 bus completamente elettrici. È l'inizio di un percorso che vedrà coinvolte anche le altre città capoluogo del Friuli Venezia Giulia, in linea con l'indirizzo dell'amministrazione regionale che è finalizzato all'adozione della massima sostenibilità ambientale nel trasporto pubblico locale. Siamo qui in Piazza Libertà, sono insieme all'assessore regionale Barbara Zilli e insieme all'amministratore delegato di Arriva Udine Agnello Semplice. Li vediamo alle mie spalle questi 3 bus completamente elettrici, sono particolari. Perché è importante? Perché so che la Regione ha fatto degli investimenti importanti per l'ambiente. Sì, assolutamente. Oggi qui presentiamo la prima linea elettrica della Regione in forma stabile, ne siamo soddisfatti perché l'amministrazione regionale crede molto nella transizione ecologica e in particolare nella possibilità nei nostri centri urbani di poter utilizzare queste flotte. Nella finanziaria abbiamo destinato importanti risorse per venire incontro al caro energia del TPL ed anche abbiamo inserito una misura importante che riguarda lo sconto del 50% dei biglietti di trasporto sul TPL regionale, oltre che per i giovani anche per le persone che hanno più di 65 anni. E questo a prescindere dal reddito? Sì, assolutamente, vale per tutti, è un modo per essere vicini alla nostra comunità regionale e soprattutto garantire e sostenere la mobilità. E invogliare appunto a usare il mezzo pubblico. Il sindaco sta appunto puntando sui mezzi elettrici da diverso tempo. Ma i mezzi elettrici sono fondamentali, io credo che il mezzo elettrico sarà il futuro e quindi la qualità ambientale migliorerà decisamente. Già abbiamo registrato delle forti diminuzioni perché gli autobus che attualmente percorrono la nostra città sono a gas metano, quindi già è un miglioramento, però passare all'elettrico è ancora un salto in avanti. E questi mezzi che finalmente sono arrivati, io qui ringrazio Arriva Udine che ci ha dato questa possibilità di poterli utilizzare perché sono fondamentali nel centro storico, silenziosi, di dimensioni non grandi, quindi senz'altro daranno un servizio bellissimo e importante alla città, in particolare nelle zone più frequentate dai pedoni, dai ciclisti, ed è bene che siano mezzi silenziosi e non fortemente impattanti, però che portano le persone in giro per la città. Quindi invogliare i cittadini a usarli. Sì. Questo è l'importante, faremo pubblicità insieme a Riva, ma penso che la gente aspettava questo servizio perché molti ci chiedevano di tornare a percorrere via Aquileia, via Vittorio Veneto e quindi via Gemona dall'altra parte, quindi noi lo facciamo con questi nuovi mezzi a disposizione. Qui ringraziamo la Regione che ci ha sempre aiutato, che ci aiuta moltissimo anche nel trasporto pubblico locale. Con noi l'amministratore, il presidente e l'amministratore delegato presidente Angelo Costa di Arriva Udine. Facciamo 2 passi, ci avviciniamo qui al bus per vedere com'è dentro un attimo. A sorpresa siamo in diretta, ci facciamo illustrare alcune caratteristiche tecniche? Sì. Sì. Prego, tanto... Ci avviciniamo, possiamo entrare? Noi saliamo, possiamo? Sì, prego. Bene, Beh, saliamo e vediamo come sono questi nuovi bus. Al di là, dell'interno, l'aspetto è che questi mezzi hanno una capacità, un'autonomia superiore ai 200 km, questo consente di svolgere l'intero servizio giornaliero per poi fare una ricarica notturna. E questo è un mezzo anche di nuova generazione con alcuni elementi importanti, intanto con anche il wifi di bordo, con delle prese USB anche per chi ha esigenza di ricaricare il proprio telefonino. È un mezzo che ha una soluzione particolare rispetto alla velocità, diciamo così, quando c'è una velocità ridotta, siccome è un mezzo talmente silenzioso che può essere in qualche modo non percepito dal pedone e quant'altro, c'è un leggero, diciamo come dire, rumore, fruscio per le velocità inferiori ai 25 km/h, questo per consentire appunto di essere
percepito prima insomma, di evitare altri problemi. Insomma, ci sono tante soluzioni, soprattutto è un mezzo di ultima generazione estremamente interessante. Ecco, per il momento la flotta è di 3, però si punta ad aumentarla. Ma diciamo che c'è un progetto complessivo di transizione energetica che stiamo portando avanti insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, molto importante su vari assi. Ecco, ce lo conferma perché è salita nel frattempo anche l'assessore. Certo. Sì, infatti è così, e anzi questo è un tassello importante di un percorso condiviso che la prossima settimana verrà presentato definitivamente. Ne siamo orgogliosi perché assolutamente è un fiore all'occhiello per questa amministrazione regionale poter continuare ad investire in collaborazione con i nostri partner del TPL regionale su questi temi. E rimaniamo sempre in tema di circolazione e di viabilità. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il nuovo regolamento per la zona pedonale e quella a traffico limitato. Nella prima i veicoli potranno entrare solo per emergenze e per eventuali cantieri, mentre nella ZTL, zona a traffico limitato, l'accesso sarà consentito con permessi per soste negli stalli per carico e scarico in determinate ore della giornata. Fumata bianca a Udine per i nuovi disciplinari che regolamenteranno la zona pedonale e quella a traffico limitato. Prima c'era una zona promiscua, non si capiva, era area pedonale e ZTL assieme. Abbiamo dovuto rimodellare tutti i contorni dell'area pedonale della ZTL. La zona pedonale, definita dalla Giunta, comprende via Mercato Vecchio, piazza San Giacomo, via Paolo Sarpi e piazza Duomo. Nell'area ZTL invece il punto fondamentale e sono gli stalli di carico e scarico. Però per quanto riguarda i permessi si aprirà adesso la fase informativa. Faremo una fase sperimentale che dovremmo arrivare a metà anno, per avere tutto esaurito, tutte queste fasi. Nel frattempo però non dimentichiamoci che la ZTL è con le ordinanze in servizio. La Giunta ha anche approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi di efficientamento energetico, riduzione dei consumi energetici e risparmio idrico nella piscina del Palamostre di Via Ampezzo, che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura per una spesa di 250.000 euro. Nutrito il programma di lavori pubblici, tra i quali sono previsti la realizzazione della pista ciclabile di Via Fagagna e la manutenzione straordinaria della scuola Bellavittis. Parliamo di lavori pubblici. La Regione ha assegnato al Comune di Udine 3 milioni di euro per far partire il nuovo progetto del Palasport Carnera, del quale si parla da tempo. Grazie all'unione di investimenti pubblici e privati, la Casa Udinese dello Sport diventerà un centro multifunzionale all'avanguardia. È un progetto milionario quello che cambierà completamente il volto del Palasport Primo Carnera di Udine. Entro il 2026 la casa del basket udinese si trasformerà in un palazzetto multifunzionale con spa, alberghi, sala congressi e 2 diversi campi, raggiungendo i 7.000 posti di capienza. Questo palazzetto sarà rinnovato nel make-up interno, ma di fatto troverà molte altre novità nel contorno, quindi un altro campo da basket più piccolo sia per gli allenamenti che per le squadre minori e dei servizi, se vogliamo chiamarli così, aggiuntivi a una cittadella dello sport, quindi una nuova palestra, una spa, un albergo importante che potrà soddisfare le esigenze delle squadre che arrivano, ma vuole essere anche un punto di riferimento in una zona di stradale molto importante per la città di ospitalità in più che forse oggi a livello business manca. Un primo passo verso un'opera straordinaria per la nostra città. La Regione recentemente con l'ultima legge finanziaria ha dato un importante contributo in favore del Comune di 3 milioni di euro e questo è il primo passo verso la realizzazione di un'operazione fondamentale e che renderà la città di Udine un unicum a livello nazionale, quindi con uno stadio nuovo, adeguato alle esigenze del mondo del calcio e con un palazzetto dello sport che sarà ovviamente la casa del basket cittadino. Udine dimostra di avere forza nell'essere capace di attrarre investitori privati. Ovviamente questo è il momento in cui anche l'amministrazione ringrazia questi investitori che sono in grado di portare avanti un'operazione così importante.
La rinascita di Borgo Stazione a Udine grazie alla riqualificazione di Casa Burgart. La struttura garantirà servizi di qualità per il benessere dello studente e potrà ospitare circa un centinaio di ragazzi. Nuova vita per Casa Burgart. Il palazzo di fine Ottocento potrà ospitare circa un centinaio di studenti. Nel nuovo studentato universitario saranno garantite manutenzione degli spazi comuni e di aggregazione, composti da sala studio, sale relax, una palestra, un ampio giardino, 40 posti auto e cantine per ogni unità abitativa. Una struttura che garantisce servizi di qualità per il benessere dello studente. Garantisce alla città di Udine di avere un ulteriore studentato a disposizione degli studenti universitari e degli studenti che si iscrivono agli ITS. L'investimento per questo immobile per un affitto di 10 anni è circa di 8 milioni e 6. La metà è garantita dai fondi del PNRR. Siamo riusciti anche nel 2022-2023 a coprire il 100% del fabbisogno degli studenti meritevoli ed aventi bisogno. Si riqualifica la zona di Borgo Stazione, un'area frequentata da gente di tutto il mondo che ora troverà una nuova primavera. Che risposta dà a quegli studenti che però dicevano di non volere lo studentato qui? Senz'altro con questo edificio così ben attrezzato, così moderno, anche con le sicurezze che sono state messe e con ulteriori lavori che verranno realizzati, senz'altro avranno soddisfazione di vivere in un luogo dove hanno i servizi a portata di mano, la stazione dei treni, la stazione dell'autocorriere che permette a loro di muoversi con grande facilità e attaccati poi al centro della città. Il Comune di Udine ha consegnato 4 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli. I fondi sono stati trovati grazie alle rendite del lascito della famiglia di Toppo Wasserman, ereditato dal Comune più di un secolo fa. 4 borse di studio da 5.000 euro ciascuna. E questo è il dono che il Comune di Udine ha voluto fare agli studenti meritevoli della città e della provincia grazie alla rendita del lascito della famiglia di Toppo Wasserman che oltre un secolo dopo la scomparsa continua a fare il bene di Udine. Questa è una borsa di studio abbastanza recente ma che si richiama alle volontà, quindi si tratta di studenti meritevoli, chiaramente con un ISEE familiare non ricco, ecco, perché questa è la finalità, e residenti nella provincia di Udine, quindi è stata rispettata quella che era la volontà di questo grande filantropo dell'Ottocento. È stato una grande persona il conte di Toppo perché ha lasciato un grosso patrimonio, prima alla provincia, poi al comune, adesso tutto il comune di Udine che noi amministriamo e questo patrimonio produce degli utili che vengono poi riversati agli studenti attraverso queste borse di studio. È una cosa importante, siamo contenti di dare a questi ragazzi la possibilità di migliorare le loro capacità anche di poter studiare con più soddisfazione, avendo a disposizione anche una somma di denaro che li aiuta negli studi. E anche per questa settimana è tutto con Qui Udine, appuntamento a sabato prossimo, a tutti auguri di buon Natale.